dimenticato d'altronde. Invece noi ci stringiamo tutti intorno a lei. Ah, vi stringete intorno a me! A piangere l'altro, vi stringete intorno a me! E la smetta che lei buffone, la smetta! Io piango per Paolo. Parola d'amore. Purtroppo non posso dimostrarlo, però ti prego di credere. Credete? Io non credo a nessuno, a nessuno, a nessuno. Vedi, cara, io piango per Paolo. Questo Piero non lo conosco neanche. Vabbè, te sei l'unica più sincera qui dentro, l'unica, Comunque, guarda, per non creare equivoci, non piango per nessuno. No, ma se vuoi piangere, fai pure, tranquilla. No, sono talmente confusa. Comunque so che se piango il marito della mia povera vicina, cioè Paolo. Quindi, Sì, Paolo, ma se vuoi piangere per Piero, ma faccia pure. no, non piango per nessuno e la finisco qui. Signora, io a nome di tutti, guardi che mi devo spiegare. No, non mi stai dicendo. Vada con i suoi piuttoste bugie, vada. Zia, io mi rendo conto del tuo stato d'animo, ma invece dovessi gradire questa commovente Ma partecipazione. quale partecipazione? Sono venuti qui a piangere un altro. Che partecipazione? No, un altro. Sì, un Guarda, altro. ti posso spiegare io. Oh, scocciate, chi è quest'altro? No, signora Santo Cielo, no, mio Benz, per favore, la signora Teresa deve capire che non c'è stata nessuna mancanza riguardo al suo dolore. Tutto è avvenuto quando è arrivato il signor Osvaldo e ci ha portato la brutta notizia. Osvaldo, è stata lei. Già io lo sapevo, che lei era un pettegolo, bugiardo, chiacchierone. Fa venire qui. Ma signora, ma che colpa ne ho io? Ma come che colpa ne ha? È venuto qui a togliere le lacrime a mio marito. No, signora Santo Cielo, non mi era mai successo una cosa del genere. Io capisco il suo dolore e il suo risentimento, ma da parte nostra non vi era colpa l'animo nei confronti del povero Paolo, al quale eravamo tutti affezionati. Ciò non toglie che sono della notizia delle magistri. Io me ne strapisco di De Magisti, sappiamo tutti chi era, non c'è Non da aggravare la paragone situazione. fra lui e quella bella anima del mio povero zio. Calzi. Guarda, mi si tirano per i capelli, devo vedere che a soli 2 giorni di distanza dalla Giovanna, morte del mio basta. povero zio, i suoi amici vengono qui e senza pensare al dolore dei familiari si mettono a piangere per un altro, mentre il corpo del mio povero zio è ancora lì, quasi caldo. Lo capisco, ma il corpo di Piero è ancora più caldo. È vero, perché la morte è stata vicina e pentina, stava benissimo, non è vero? Racconti. Infatti, Ma ora basta. Qui si deve piangere Piero, non Paolo. No, Piero, scusa. È meno per sonno. Chi vuol piangere Piero dei Magisti, fuori da questa casa. Il signor Piero De Magisti con la fidanzata. Signora Marisa, le mie profonde condoglianze. Ma cosa ci aveva raccontato lei? È che gliel'ha preso un accidente. a me me l'ha detto la fidanzata. Avrà scherzato. Ma sono scherzi da cretini però, Ma non mi sembrava che scherzasse, mi sembrava che soffrisse anche, credetemi, non riusciva nemmeno a parlare da dispiacere. Mi sembra possibile che scherzasse. In ogni modo constatiamo subito, signorina Lola, permette una parola, venga. Venga, senta, ma lei cosa mi aveva detto? Che Piero De Magistris era morto? Ma lei matò? Ma sì, poco fa dal dentista mentre io uscivo e lei entrava. Si ricorda, gli ho domandato, ma come mai non c'è Piero De Magistris che di solito viene a fare una cura con lei? E lei ha alzato gli occhi al cielo e gemendo ha detto, ho finito di soffrire. Certo, perché lui si era levato le denti. Ma benedetta signorina, scusi,
Ma perché ha alzato l'occhio al cielo? Perché gemeva con un'espressione di dolore? Ma perché mi faceva male le denti? Ma scusi, ha anche detto, adesso Piero sta meglio di noi. Certo che lui stava meglio, lui si era levato le denti, me lo doveva ancora togliere le denti. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile, scusa, sento dire, Piero ha finito di soffrire, adesso sta meglio di noi. Oh, ragazzi, ho creduto fosse morto. Che granchio, ragazzi, che granchio, che figura di Marco, non ti faccio male a ridere, dai. E insomma, in questa casa non si può ridere, non si può piangere. Ma che diavolo, che diavolo? Guarda, non ti studiare vivo e tutti felici e contenti. Io ancora non ho capito niente. Ma quel signore piange per Piero o piange per Paolo? Piange per Paolo, è Piero. Rido di tutto rido, non faccio apposta rido, questo è il mio mestiere. Rido, se cadete mi rido, perdo un cognato, rido è quasi un mio dovere. Rido, la gente non capisce, il mondo sulle strisce non si può. L'amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo rifornire la sua sorgente. Muore per cecità, errori, tradimenti, per logorio, stanchezza, opacità. Da una recente statistica è stato dimostrato che il 50% degli italiani ha una relazione extraconiugale. Sapete cosa vuol dire? Che se non sei tu, è tua moglie. Il tradimento non è un incidente. Cadere dalla bici, quello può essere un incidente. Non si può inciampare e cadere in una vagina.